15 dipendenti e un'azienda artigiana che fa del Made in Italy e della qualità dei prodotti il suo valore aggiunto. Questa realtà di Monselice produce sedie e poltrone per uffici e le esporta in 80 paesi nel mondo. In questi giorni prima ha attivato la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, poi con lo stop totale della produzione per decreto i titolari volevano attivare la cassa integrazione per i lavoratori come previsto dal governo e fin qui tutto regolare per questa azienda nata negli anni 70. Ho sempre creduto nel valore del Made in Italy, che già in quei tempi iniziava a essere molto richiesto, soprattutto nel mercato estero, nei paesi arabi e l'Estremo Oriente. Poi gli imprenditori pensano che, data l'entità straordinaria di richieste che dovranno essere gestite, i dipendenti rischiano di aspettare i soldi dall'INPS per un tempo indefinito. Per questo l'azienda si rende disponibile a anticipare le somme dovute per la cassa integrazione. Dato il numero di richieste, è molto probabile che i dipendenti debbano aspettare mesi i soldi dall'INPS. Per questo ci siamo offerti di anticipare le somme dovute dall'INPS ai dipendenti, sostenendo noi come azienda l'onere finanziario. L'accordo quadro sottoscritto nel marzo del 2020 però non prevede questa possibilità per le imprese artigiane. Questo però sembra impossibile, perché l'accordo quadro sottoscritto il 10 marzo non prevede questa possibilità per le imprese artigiane. La nostra è una produzione fatta di maestranze, specializzate, figure professionali formate dall'azienda negli anni estremamente preparate che voglio tutelare. Lo sforzo finanziario delle imprese virtuose dovrebbe essere premiato dallo Stato. In un mercato globalizzato, il Paese dovrebbe sostenere le aziende che fanno di tutto per difendere la manifattura italiana. E così, se non ci sarà una modifica alla norma, i lavoratori delle imprese artigiane rischiano di attendere mesi per avere dall'INPS gli stipendi dalla cassa integrazione, con tutte le conseguenze negative anche sul piano sociale che ci potranno essere.